Camminamenti di ronda, torrioni, panorami mozzafiato incastonati da diverse epoche storiche. Oggi la puntata di Veneto Cultura e Turismo ci porta nel Padovano alla scoperta delle mura più belle d'Europa. Sono le vestigia di un passato glorioso e battagliero e permettono al visitatore di immergersi in un'atmosfera dal fascino secolare che ha segnato la storia del territorio veneto. Borghi incastonati tra mura imponenti, edificate per difendersi dagli attacchi esterni. Nel Padovano, Montagnana è una delle città murate meglio conservate della regione. Le sue mura, inframmezzate da 24 torri, risalgono al XIV secolo. Ad est, culla dei Veneti antichi, il primo castello sarebbe stato eretto nel 1056 come dimora fortificata di un feudatario che poi divenne il capostipite della celebre stirpe degli Estensi. A Monselice la cinta muraria risale al periodo delle guerre tra i Carraresi di Padova e i Cangrande della Scala di Verona. Il castello, originario dell'anno 1000, fu ampliato nel XIII secolo dai Zelino III da Romano. Cittadella è città murata tra le meglio conservate in Europa e fu fortificata nel 1220. Cittadella, Este, Monselice e Montagnana. Abbiamo davvero l'imbarazzo della scelta per il nostro viaggio alla scoperta delle bellezze venete. Scegliamo di aprire da Cittadella perché è l'unica città in Europa ad avere un camminamento di ronda medievale a forma ellittica e questa è la prima grande curiosità e completamente percorribile. Siamo a 15 metri di altezza. Il percorso è lungo circa 1500 metri e allora iniziamo il nostro tour. Le mura di Cittadella sono inserite all'interno della lista delle 37 città murate della regione Veneto. Sono di epoca medievale, infatti sono state costruite nel 1220 da parte del comune di Padova. Hanno diverse peculiarità, tra cui il fatto di avere 4 porte di ingresso, porta Bassano a nord, porta Padova a sud, porta Vicenza ad ovest e porta Treviso ad est. Nascono in realtà come avamposto tattico militare per cercare di fermare l'avanzata da parte della città di Treviso, appunto a Castelfranco, e invece a Vicenza dalla città di Marostica. Sono considerate le mura più belle d'Europa. Perché? Nel 2023 abbiamo vinto il 5° posto fra le migliori destinazioni europee, perché le nostre mura hanno un camminamento di ronda di forma ellittica completamente percorribile e ancora di epoca medievale e quindi questo ci ha portato ad avere questo prestigioso premio. Cittadella nasce nel 1220 grazie al comune di Padova. Tra il 1217 e il 1256 verrà occupata da Ezzelino III da Romano. Siamo quindi poi al passaggio fra l'età comunale all'età invece delle signorie e quindi nel 300 si insedia la famiglia dei Carraresi. Ma nel 1318 arriva un veronese, Cangrande della Scala, che assedia Cittadella fino al 1377. Nel 1406 poi si passerà fino al 1797 sotto al dominio della Repubblica di Venezia. Dal 1797 al 1815 si resterà sotto al dominio francese e dal 1815 fino al 1866 poi si seguiranno le sorti del Lombardo-Veneto. Camminare nella storia sulle mura medievali di Cittadella è un'esperienza bellissima, resa possibile da un importante restauro conservativo. Restauro conservativo che ha durato circa una ventina d'anni tra il 1994 e il 2003 e ha reso possibile appunto fare l'esperienza di camminare nella storia e ha restaurato completamente il camminamento di ronda. Oltre al camminamento di ronda potete vedere anche altri luoghi della cultura, fra cui il Teatro Sociale, Palazzo Pretorio, il Museo del Duomo, potete visitare anche il Duomo e fuori dalle mura c'è anche l'Oratorio del Salvatore da vedere, molto bello. Le mura di Cittadella e i luoghi della cultura di cui vi ho appena parlato sono gestiti dall'Ufficio Turistico di Cittadella, punto di informazione non solo
turistica, ma anche punto di partenza proprio del camminamento di ronda. Il nostro tour è partito da Porta Bassano, che è la porta più fortificata di tutta la cinta muraria. All'interno del mastio di Porta Bassano c'è sia la casa del capitano, ma anche la casa della guarnigione. La casa del capitano oggi funge appunto da ufficio turistico e da biglietteria del camminamento di ronda. Tra le tracce storiche ancora visibili abbiamo l'intonaco bianco, che nel passato aveva una funzione molto importante, quella di rendere le mura visibili ma anche più scivolose e quindi più difficilmente attaccabili. Oltre a ciò abbiamo delle feritoie ma anche delle caditoie. Le feritoie venivano utilizzate dagli arcieri per tirare le loro frecce e vedremo anche delle caditoie che venivano utilizzate non solo come strumento di difesa, quindi per buttare giù l'acqua bollente e non l'olio perché l'olio costava, ma anche appunto in caso di necessità dai soldati. Come toilette? Esattamente. Forse non tutti lo sanno, ma la prossima città che andiamo a conoscere ha le mura rinascimentali più estese d'Europa. Edificate tra il 1513 e il 1555, sono lunghe 11 chilometri. E allora andiamo alla scoperta di Padova, città murata. Il sistema fortificato veneziano nasce come risposta alla Lega di Cambrai, quindi quando nel 509 la battaglia di Agnadello, Padova pensa immediatamente come antemurale di Venezia di stoppare l'avanzata del nemico. Fino al 1550 rimane un presidio militare, si arriva poi all'800, quindi al 1830, quando l'amministrazione austriaca pensa di utilizzare una parte, non tutta, ma una parte del sistema murario come difesa daziaria. Dopodiché si arriva alla fine degli anni 50-60 e da lì la cosa muore. Le mura di Padova hanno un circuito lungo 11 km, consta di 19 bastioni più uno piccolino, il bastione della catena. Attualmente ha 5 porte, ce n'erano 8. La bellezza e l'unicità di questo sistema murario, perché di un sistema si tratta, sta nel fatto che non esiste negli 11 bastioni un bastione uguale all'altro. Ci sono i torrioni, ci sono i bastioni pentagonali, ci sono le casematte, ci sono le casematte a cielo aperto, ci sono le piazze basse, quindi diciamo che man mano che l'evoluzione militare procedeva, l'amministrazione veneziana cercava di adattarsi a questo cambiamento e devo dire che le mura di Padova hanno proprio questa caratteristica che la nostra associazione sta cercando di portare avanti con molto entusiasmo tutte le domeniche, facendo fare il cosiddetto giro delle mura. Praticamente in 10 domeniche noi riusciamo a completare gli 11 km del sistema rinascimentale più i 2,5 km del sistema comunale. In questo patrimonio artistico e architettonico sono inserite 5 porte. Quali sono? Porta Liviana, Porta Santa Croce, Porta Savonarola, Porta San Giovanni e ultima Porta Portello o Porta degli Ognisanti, Porta Omnia Santorum. È sicuramente la porta più affascinante della città perché è l'unica porta affacciata a un canale, poi è una porta che ha molta simbologia, è anche abbastanza complessa, ne cito una sola, il numero precisamente doppiamente perfetto 18, 9 più 9. La porta è stata realizzata, inaugurata nel 1518, che corrisponde al 18° anno del dogado di Leonardo Loredan, e in questo contesto i veneziani hanno anche alterato la data di fondazione di Padova, che risale al 1182 a.C., l'hanno portata al 1118 a.C., questo per far ricadere il 18 in maniera sistematica in ogni circostanza. E c'è un punto di vista inedito da cui godere di tanta bellezza, dall'acqua grazie all'associazione Gli Amici del Piovego. E con Pietro ci siamo imbarcati su questa tipica imbarcazione che si chiama Puparin.
È lunga circa 10 metri e cos'ha di particolare? Allora, la particolarità di questa imbarcazione, che è similmente alla gondola, ha una forma asimmetrica, ha un lato più corto e uno più lungo, perché sono barche nate per essere vogate da un solo vogatore, quindi la forma agevola la vogata a un solo vogatore. Anche la vogata è una vogata storica tradizionale, è la vogata alla veneta. Certo, la vogata in piedi alla veneta ha tanti secoli di storia, si fa con un remo lungo, un oggetto che è la forcola, ed è fatta da due movimenti. Sostanzialmente, quando il vogatore è da solo fa due movimenti: il primo spinge la barca, si chiama premer, e il secondo stabilizza la direzione, si chiama stair. Non è solo la tradizione della voga alla veneta, è un modo per vivere il fiume. Abbiamo intenzione di riportare i padovani sul fiume, a riconoscere il loro fiume, perché Padova è una città d'acqua, lo è stata nella storia, e la sua grandezza dobbiamo tenerci a questo patrimonio, perché la città può cambiare aspetto se la vediamo da un altro punto di vista. E per riportare i padovani, ma non solo, a riscoprire il loro patrimonio di acqua, c'è un importante progetto che si sta sviluppando in questi anni. Sì, è il progetto del Parco delle Mura e delle Acque. Il progetto nasce e parte e arriva, se vogliamo, dal nocciolo centrale, che è appunto il sistema degli 11 chilometri delle mura di Padova, praticamente contornate dall'acqua, per dipartire, per diramarsi su tutte le direzioni dei grandi fiumi che passano per Padova, che arrivano per Padova, che lambiscono Padova, a formare una sorta di margherita. Che partirebbe da Padova e potrebbe arrivare dove? Sul Bacchiglione fino a Vicenza, sul Bisatto fino a Este, sul Muson dei Sassi fino a Campo San Piero, per arrivare poi alla Riviera del Brenta fino a Mestre. Siamo in un territorio ricchissimo, per cui penso che non sarebbe difficile poter sviluppare tutto questo progetto. E chiudiamo questa puntata di Veneto Cultura e Turismo scivolando dolcemente sulle acque del Piovego.